ora in onda la conferenza stampa di Matteo Salvini per quanto riguarda il ponte sullo Stretto. Grazie. È stato approvato nella sede del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica da parte di tutti i ministri presenti, presente il Premier Meloni e il Vice Premier Salvini, la delibera riguardante il ponte sullo Stretto di Messina. Questo significa circa 13 miliardi e mezzo di investimento che vedrà l'impegno da oggi, l'impegno della società dello Stretto di Messina per redare il progetto esecutivo del ponte. Lascio la parola al Vice Premier Salvini. Allora, grazie a tutti. Questo non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza che arriva dopo 2 anni e mezzo di lavoro costante, dopo qualche centinaio di riunioni a tutti i livelli. Devo dire che è un'emozione perché non si è mai arrivati all'approvazione del progetto definitivo con l'intera copertura economica garantita, con la condivisione con i territori, con le regioni che oggi erano rappresentate. Sarà, a questo punto si può dire sarà, non sarebbe, sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Oggi il primato è turco, poi giapponese, poi cinese. E quindi nel dettaglio tecnico poi c'è qualche slide riassuntiva per i colleghi giornalisti per evitare di entrare nell'ambito delle centinaia di pagine, però ritengo che sarà un acceleratore di sviluppo, perché il ponte sarà una parte della soluzione dei problemi del Mezzogiorno d'Italia se verrà ultimata l'alta velocità che è in corso di progettazione da Salerno a Reggio Calabria. I cantieri sono aperti sulle ferrovie fra Palermo, Catania e Messina. In termini di risparmio di tempo, oggi i treni ci mettono fra i 120 e i 180 minuti, passeggeri e merci, si scenderà dai 120-180 ai 15 minuti. Quindi un risparmio che supererà le 2 ore e mezza. Per le auto e per i mezzi su gomma ovviamente dipende dal periodo, perché se ci andrete da turisti in questo agosto rischiate di aspettare anche 3 o 4 ore, però il tempo medio fra 70 e 100 minuti si ridurrà a 10 minuti. Quindi è chiaro che il risparmio in termini temporali è evidente. Gli studi parlano di 120.000 unità lavoro fra diretto e indiretto anno. Lo studio di Open Economics parla di una maggior ricchezza prodotta di 23 miliardi di euro, che non solo ripaga l'investimento dello Stato, ma quasi lo raddoppia. C'è nella slide anche l'enorme vantaggio ambientale. È la più grande opera pubblica in lavorazione in Occidente, con un risparmio di mancate emissioni di CO2 che sono state quantificate, ma proprio oggi Stretto di Messina ha firmato l'accordo col monitore ambientale che è una società francese che ovviamente con 40 milioni di euro osserverà il prima, il durante e il dopo dal punto di vista del vantaggio ambientale. Il consorzio di imprese guidata da un'impresa italiana, cosa che ci rende orgogliosi, però ha partnership con imprese giapponesi, spagnole, danesi, project manager è americano, quindi tutte aziende dalla IHI che ha costruito il ponte di Akashi in Giappone, che adesso è il secondo ponte a campata unica più lungo al mondo, però c'è il meglio delle professionalità e sui territori cambia il mondo. Faccio un esempio su tutti: ci sarà la metropolitana dello Stretto, cioè il manufatto ponte è meno della metà del costo complessivo di quello che è un restyling totale del fronte messinese e reggino. Ci saranno 3 fermate di metropolitana sul fronte messinese che collegheranno tutti i giorni, 365 giorni all'anno, studenti, pendolari, lavoratori, ingegneri, turisti in metropolitana, una sponda
all'altra sponda. Tecnicamente è un progetto assolutamente ingegneristicamente affascinante, ci sono le torri di 399 metri, cavi di sospensione 4 del diametro di 1,26 m ciascuno, e ci sono aziende di tutta Italia che saranno coinvolte. Tanto alle mie spalle vedete scorrere i dati principali che poi vi arriveranno in redazione. Saranno coinvolte, secondo gli studi di Open Economics, la prima regione, ad esempio, per coinvolgimento di aziende sarà la Lombardia. Chiaro che la regione più industrializzata d'Italia, per un progetto che non ha eguali al mondo, sarà la prima a essere coinvolta, ma poi imprese venete, laziale, emiliano-romagnole. Ovviamente conto che la formazione professionale, l'acquisizione di personale sia a partire da Sicilia e Calabria, che sono due fra le regioni a più alto tasso di disoccupazione giovanile a livello continentale. Oggi un ingegnere che si forma in Sicilia o in Calabria, spesso e volentieri, ahimè, può scegliere dove emigrare, se in Italia o all'estero. Qua accadrà l'esatto contrario. Faccio un esempio: il project manager, che è una società americana, porterà a pieno regime 200 ingegneri in Italia. Quindi questa sarà una riattrazione di cervelli e di professionalità, perché ovviamente ci sarà dalla manovalanza e dalle maestranze alle altissime professionalità. Il fronte della sicurezza e del contrasto a infiltrazioni mafiose è un fronte fondamentale che ci vede schierati H24. Io sono in costante contatto con le prefetture sia di Messina che di Reggio. Ho visitato non troppo tempo fa il procuratore Melillo, ho chiesto a tutte le procure dell'area e non dell'area, perché è chiaro che un'opera a 13 miliardi e mezzo non interessa solo a Messina e Reggio, interessa a tutta Italia, quindi è chiaro che contrastare qualsivoglia tentativo di infiltrazione sarà una nostra ragion d'essere. Col Ministero dell'Interno si stanno adottando tutti i protocolli che già si sono adottati per Expo, per le Olimpiadi, per evitare che nell'ambito dei subappalti, dei servizi, delle mense, dei movimenti terra, dei trasporti, del vestiario, insomma, bisogna attenzionare che tutta la filiera sia impermeabile ai malintenzionati. D'altronde non fare il ponte, come qualcuno dice, perché in Sicilia c'è la mafia, in Calabria c'è l''ndrangheta, allora non facciamo più niente. Anche perché oggi noi stiamo investendo in Sicilia e in Calabria più del doppio di quello che costerà il ponte, per intenderci. Quindi il ponte sarà un'accelerazione di infrastrutture, penso alla 106 in Calabria, alla A2, alla Palermo-Catania-Messina, all'investimento anche sulle infrastrutture idriche su entrambi i fronti. Sono assolutamente soddisfatto del lavoro a più mani fatto. Ringrazio i colleghi ministri, il ministro dell'economia, il ministro dell'ambiente, non vorrei dimenticarne qualcuno, ovviamente il sottosegretario Morelli che ha accompagnato, il presidente del Consiglio che ha scelto di presiedere questo importante CIPES. Ricordo i predecessori, il ministro Lunardi che portò a buon punto il progetto, il presidente Berlusconi che storicamente, ma non solo, perché anche a sinistra si sono ripetuti negli anni i sostenitori del ponte. La storia, almeno non abbiamo evidenze scientifiche, però la storia ci dice che solo in 2 occasioni si è attraversato lo stretto senza i traghetti. La prima nel 250 a.C., Lucio Cecilio Metello con 100 elefanti e con un ponte in botti, questo ricorda lo storico Strabone. La seconda San Francesco di Paola sul Mantello. Non abbiamo riscontri oggettivi, però conto che nei prossimi anni possano esserci anche evidenze scientifiche sul fatto che il ponte potrà essere attraversato 20 volte al giorno, di giorno e di notte, col sole o con la pioggia, senza fare le trafile. Che mi è arrivato un video ieri da un turista che, nonostante piovesse, è rimasto quasi un'ora in coda sotto l'acqua in attesa di salire sul traghetto. Quindi non voglio essere troppo lungo, se ci sono domande rispondo volentieri.
sono assolutamente orgoglioso del tratto di strada che abbiamo fatto fino a qua. Adesso parte, ovviamente ci vuole la bollinatura della registrazione della Corte dei Conti, poi l'obiettivo è fra settembre e ottobre, quindi come avevamo detto l'estate finisce il 21 settembre San Matteo, e quindi di partire con i cantieri, con i lavori, con gli espropri. Ricordo che gli indennizi per gli espropriati del ponte avranno un plus rispetto agli espropriati dell'alta velocità ferroviaria fra Brescia e Vicenza o fra Napoli e Bari, e quindi vedrete gli operai al lavoro, i tecnici al lavoro, l'allestimento dei cantieri e delle scuole di formazione professionale sulle due sponde dello stretto già nei prossimi mesi. Se ci sono domande sul ponte rispondo volentieri. Non abbiamo un elenco di domande prenotate, preghiamo i colleghi quindi di alzare la mano e di presentarsi dicendo nome e testata prima della domanda. Prego. Sì, certo. Salve Ministro, Anna Di Rocco di Milano Finanza. Prego. Io volevo chiedere una precisazione. Il ponte sarà classificato come infrastruttura militare, quindi strategico militare, per essere contata nel computo delle spese NATO? Questo poi che possa essere un dual use, quindi che ci sia un uso multiplo anche per motivi di sicurezza, questo è evidente, e nelle cose non mi faccia entrare nel campo di lavoro dei colleghi Giorgetti e Crosetto, che saranno loro a decidere cosa rientra in quell'aumento di spese militari. Chiaro che c'è anche, perché attraversarlo in traghetto, ma penso anche alla Croce Rossa, penso ai Vigili del Fuoco, penso ai mezzi di soccorso pubblico, è chiaro che è un vantaggio, un risparmio di tempo. Ci potrà essere anche quell'utilizzo, Dio non voglia, e spero che non venga mai usato per quei motivi, però se i colleghi Giorgetti e Crosetto vorranno inserirlo, l'utilizzo anche per scopi che non sono solo quelli civili e turistici e di lavoro, ovviamente c'è. Ponte sono 6 corsie stradali, 2 corsie ferroviarie, quindi può essere utilizzato per tutto quello per cui viene costruito. Buongiorno Ministro, Cesare Treccarichi di Today.it. Volevo chiederle, visto che già in passato siamo arrivati a contenzioso con la parte privata, l'appalto era da 3,8 miliardi di euro, il contenzioso ammontava a 800 milioni, oggi il progetto, come ha detto lei, siamo a 13,5 miliardi, come intendete tutelare la finanza pubblica da ulteriori contenziosi? Grazie. Noi innanzitutto facciamo risparmiare soldi allo Stato, perché con oggi chiudiamo i contenziosi. Cioè noi oggi facciamo risparmiare alcune centinaia di milioni di euro che avremmo dovuto in contenzioso, in caso di soccombenza, pagare a chi allora non aveva compiuto l'opera. C'è il codice degli appalti. C'è il codice degli appalti che per qualsiasi opera, stamattina ho incontrato il sindaco di Genova per lo Sky Metro, che ovviamente ha dimensioni più ridotte, però se il Comune di Genova, e siamo in democrazia, può farlo, rinuncia a un'opera pubblica di trasporto pubblico dopo 3 anni di progettazione, dopo 400 milioni di finanziamento e dopo alcuni milioni di euro spesi per la progettazione, è chiaro che le società che avevano sottoscritto dei contratti andranno indennizzate col 10%, perché liberi. Io sono convinto che con l'avvio dei cantieri non si porrà nessun tipo di problema. Certo, è curioso, e penso a un quotidiano oggi, che mentre il mondo guarda l'Italia in questo momento, cioè oggi quello di cui stiamo parlando, e lo dico senza nessuna enfasi o senza nessuna retorica, però sui media cinesi piuttosto che americani si parlerà del progetto dal punto di vista ingegneristico e dello sviluppo futuro dell'area. Qua si faccia il contrario, ovvero sia che la più grande opera pubblica in lavorazione in Occidente possa essere per qualcuno un problema. Ecco, però l'abbiamo visto con la TAV, l'abbiamo visto col Mose, per carità di Dio. È chiaro che l'obiettivo è che non si rescinda nessun contratto, a differenza di quanto accadde con Monti nel passato, perché a un livello tale di avanzamento progettuale non si è mai arrivati. Dal 1971 ad oggi è la prima volta che si arriva all'approvazione del piano economico finanziario con la totale copertura,
e col progetto definitivo, e da oggi si lavora per il progetto esecutivo. Quindi vuol dire che poi spero che nessuno fra qualche anno arrivi bloccando quello che ormai è in corsa. Altre domande? Prego. Buongiorno signor Ministro, Sottosegretario, Buongiorno. Riccardo Angelo Ronconi per Eurocomunicazione. Per quanto riguarda le date, la tempistica di realizzazione di quest'opera, perché comunque è confermata la previsione iniziale, visto che si è perso molto tempo per la burocrazia, quindi i vostri consulenti, i vostri tecnici, vista anche la mole di quest'opera, cosa prevedono al di là di quello che è l'intento? Magari qualche incognita, insomma, qual è il range? Ecco, grazie. Grazie, sì, è chiaro che è un'opera che non ha precedenti al mondo, quindi aver investito qualche mese in più per il monitoraggio ambientale, per passaggi fra ministeri, Europa, enti locali, è chiaro che essendo un unicum si procede con buon senso, però ovviamente rispettando tutto quello che la tecnica prevede. Se si parte come si parte, l'obiettivo dell'attraversamento fra 2032 e 2033 è quello che i tecnici prevedono. 2032-2033, peraltro, è il periodo temporale in cui il primo treno unirà Torino e Lione, in cui il primo treno unirà Bolzano e Innsbruck, Fortezza e Innsbruck con il Brennero. È il periodo temporale che i romani potranno con biglietto coprire la distanza fra Piazza Venezia con la metro C e lo Stadio Olimpico e la Farnesina, quindi diciamo che per chi crede alla cabala e chi gioca al lotto, il 32 può essere un anno, 20-32 possono essere due numeri sfidanti. Qualche altra domanda? Prego. Le posso fare una domanda non sul ponte? Lei può farla, ma io non risponderò. Allora, Mauro Bazzucchi, quotidiano Il Dubbio. Lei ha incontrato durante la riunione la Presidente del Consiglio, Meloni? Certo, era di fianco a me. Ha parlato di persona, di quello che sta succedendo, del caso Almastri, della richiesta di autorizzazione. E volevo chiedere a lei se lei pensa che il governo effettivamente, che ha dato prova di unità ultimamente anche nei comunicati, sia effettivamente sotto attacco da parte dei magistrati in corrispondenza dell'avanzamento in Parlamento della separazione delle carriere. Al suo posto avrei fatto anch'io la stessa domanda, lei si mette al mio posto, oggi presentiamo l'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica che non ha precedenti al mondo e quindi mi riservo di averla ascoltata con estrema attenzione ma di non rispondere ad altro che non riguardi il ponte. D'accordo, se non ci sono altre domande, una... Grazie, Miriam Di Peri di Repubblica. Prego. I cantieri preliminari potranno partire non appena ci sarà il via libera dalla Corte dei Conti? Sì. Ok. Bene, allora grazie a tutti, grazie Ministro. Buon lavoro. Segretario. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza